Benvenuti in diretta su skritalia.com, il canale di informazione che abbiamo attivato tutti i giorni in diretta dalle 12 alle 12:30, dal lunedì al venerdì, con spazio poi il venerdì alle interviste. La puntata di oggi è divisa in tre parti. Nella prima parte daremo spazio a quelle che sono le notizie dell'ultima ora. Continuano ad arrivare novità. Ieri ci sono stati i primi chiarimenti da parte del Ministero dell'Interno sul decreto adottato dal governo la giornata di domenica. Sempre ieri l'INPS ha fatto uscire alcuni altri messaggi e chiarimenti sulle procedure per gli ammortizzatori sociali. Nella seconda parte spazio alle domande e risposte. Sono tante le domande che continuiamo a ricevere all'indirizzo emergenza@spolverato.com. Nella puntata di oggi diamo risposta ad alcune di queste domande, le più importanti, cercando di raggrupparle per aree di interesse. Infine, la terza parte con una novità. Spazio alle notizie positive. Dobbiamo cominciare a ritrovare il sorriso e quindi la sezione Cura Italia. Storie tutti i giorni dell'Italia che resiste o delle buone notizie che vengono dal mondo delle imprese e del lavoro. Questo è uno spazio dedicato ai temi del lavoro e alle novità che ci interessano come professionisti, aziende, lavoratori, dipendenti in un momento come questo di grande emergenza. Quindi uno spazio totalmente dedicato alle problematiche del lavoro e l'obiettivo che stiamo dando è quello di fare un'informazione utile, chiara e semplice, ma iniziare anche a guardare avanti. Abbiamo lanciato il nostro hashtag Salviamo il lavoro, prendiamoci cura delle persone. La sezione Cura Italia tutti i giorni racconterà storie positive. Iniziamo una lenta rinascita. I primi dati positivi sull'andamento statistico dell'epidemia, di questa pandemia, cerchiamo di ritrovare un po' alla volta il sorriso. Dicevo, cominciamo con la prima sezione che è dedicata alle notizie dell'ultima ora. Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna. Sono stati sottoscritti gli accordi per la cassa in deroga per la regione Toscana e un nuovo accordo per la Lombardia. Questo nuovo accordo va a sostituire quello precedentemente firmato e sottoscritto in data 11 marzo. Ancora, Emilia-Romagna, come il Veneto, è intervenuta ad aggiornare l'accordo quadro già firmato i primi di marzo. Quindi Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto. Oggi dovrebbero uscire anche gli accordi e le linee guida per la regione Lazio, ma non sono le sole regioni perché in questi giorni sono stati sottoscritti anche altri accordi: Puglia, Campania, Marche, Liguria. Nel webinar di domani pomeriggio faremo il punto su tutte le novità che riguardano le singole regioni. Perché è importante? È importante perché chi accede alla cassa in deroga regionale dovrà accedervi sulla base di quelle che sono le regole che ciascuna regione sta prevedendo. E anticipo già che, ahimè, ogni regione sta andando un po' per conto proprio e quindi ci sono regioni con previsioni, ambito di applicazione, durata, efficacia diverse una dall'altra. Questo sarà problematico soprattutto per quelle aziende, in particolare del commercio, le grandi aziende del commercio, con tanti negozi nei territori che dovranno andare a vedere regione per regione quali sono le discipline da applicare. Perché si è chiarito che per queste aziende lo strumento, l'ammortizzatore sociale dedicato è la cassa in deroga, ma la cassa in deroga è disciplinata dalle regioni. Quindi la notizia buona è che le regioni si stanno muovendo. La notizia meno buona è che ciascuna regione sta andando un po' per conto proprio e quindi a noi, professionisti, consulenti, che stiamo seguendo le aziende o le stesse aziende che hanno multilocalizzate sul territorio, quindi che hanno unità produttive sul territorio, dovranno fare attenzione a quella che è la disciplina delle singole regioni. Nella giornata di ieri sono arrivati anche altri chiarimenti da parte dell'INPS su procedure e domanda di cassa integrazione guadagni ordinari e di FIS. Con il messaggio 1321 l'INPS ha chiarito che le domande per cassa ordinaria e per FIS, attenzione, cassa ordinaria e FIS, non cassa in deroga. Per la cassa in deroga si deve aspettare le discipline regionali e gli applicativi e le disposizioni di ciascuna regione.
Dicevo, ha chiarito che le domande per cassa ordinaria e FIS possono essere già fatte attraverso il portale www.imps.it nella sezione servizi online. Quindi possiamo già cominciare a fare le domande, anche se il suggerimento che stiamo dando è comunque di aspettare la circolare che è in uscita per questa settimana, che magari ci dia qualche altra indicazione più puntuale rispetto a qualche dubbio ancora forte. Nel messaggio di ieri comunque l'INPS ha chiarito alcuni punti. Il primo e più importante: non è necessario allegare l'informativa sindacale e l'eventuale accordo. Badate bene che comunque la procedura si dovrà obbligatoriamente attivare, ma nella domanda che andremo a fare all'INPS tramite il portale non è obbligatorio allegare l'informativa sindacale e l'eventuale accordo. Questi saranno da mostrare laddove vi siano accertamenti. Non va poi neanche allegata la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari. Questo è il chiarimento che è venuto ieri dall'INPS con il messaggio prima richiamato. Sempre l'INPS poi ha chiarito un altro punto, è quello che riguarda le aziende che avevano già attivato prima del decreto legge 18 una cassa ordinaria. La domanda che ci si faceva era se quelle aziende potevano convertire la cassa ordinaria richiesta prima in una cassa ordinaria per Covid. La risposta è sì, e nel messaggio di ieri l'INPS ha chiarito un altro punto. I datori di lavoro che hanno in corso una autorizzazione con qualsiasi altra causale possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda con causale Covid-19 nazionale. Questo a dire che la conversione e la domanda può anche riguardare periodi di cassa ordinaria che avevamo chiesto prima per motivazioni diverse da quelle della gestione dell'emergenza. Questo è un altro dei chiarimenti importanti contenuti nel messaggio di ieri. Oggi Consiglio dei Ministri, da più parti si attendono ulteriori disposizioni, probabilmente nuove regole. All'ordine del giorno che cosa c'è? La revisione dei codici di attività. Se ricordate, nella giornata di domenica il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto con cui ha sospeso le attività produttive e le attività professionali che non rientrano in un allegato. In questo allegato sono indicati dei codici Ateco che vanno a identificare il codice dell'attività. Da più parti si sta chiedendo una revisione di quell'allegato, qualcuno per restringere, qualcuno per chiarire e meglio allargare. All'ordine del giorno di oggi c'è la revisione dei codici di attività per stabilire le attività che restano aperte. Poi c'è un altro grande tema ed è quello del rapporto tra il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e alcune ordinanze delle regioni che un po' in ordine sparso stanno adottando provvedimenti ulteriormente restrittivi. E quindi c'è anche la richiesta da parte di molti di un indirizzo uniforme e comune e non a macchia di leopardo a seconda della regione in cui ci si trova. Questo è l'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di oggi, vedremo quali saranno le novità del Consiglio dei Ministri. Nella giornata di ieri sono arrivati poi i primi chiarimenti da parte del Ministro dell'Interno su quelli che sono i contenuti del decreto e in particolare questa circolare del Ministero dell'Interno ha chiarito alcuni punti. Li vediamo. Laddove le attività possono continuare ma vi è obbligo di comunicazione preventiva al prefetto, dice questa circolare, non si introduce una forma di preventiva autorizzazione. Cosa vuol dire? Se la nostra attività non rientra tra quelle indicate nell'allegato e tuttavia sono attività che sono funzionali alle filiere produttive di attività invece tabellate, si può fare comunicazione al prefetto per chiedere di verificare se si può ancora continuare a lavorare. Questa comunicazione è una comunicazione preventiva, ma non si deve aspettare l'autorizzazione, si può continuare a lavorare fino a che il prefetto non adotti un provvedimento di sospensione. Laddove lo adotti ci si dovrà attenere all'indicazione del prefetto. Sempre nella circolare è chiarito che la valutazione del prefetto è una valutazione di merito circa la fondatezza delle condizioni attestate dall'azienda. Vado a prendere un passaggio della circolare perché è molto importante. Nella circolare si dice chiaramente che le aziende dovranno specificare
in modo chiaro le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Che cosa significa? Significa che nella comunicazione che facciamo al prefetto dobbiamo andare a indicare in modo puntuale quali sono i settori e le imprese e gli enti beneficiari dell'attività che stiamo continuando a fare e per cui chiediamo di poter continuare a lavorare. Sarà poi il prefetto a fare una valutazione di merito sulla fondatezza delle condizioni attestate all'azienda e lo farà avvalendosi del contributo specialistico di soggetti istituzionali qualificati. Da più parti si è chiarito che saranno poi di aiuto i tecnici delle Camere di Commercio, sarà poi le Camere di Commercio ad aiutare il prefetto in queste valutazioni. Ancora, la circolare del Ministero dell'Interno ha poi chiarito un altro passaggio che è quello che riguarda il divieto di spostamento e i limiti allo spostamento delle persone. Ha chiarito che restano consentiti gli spostamenti che rivestano anche carattere di quotidianità o comunque effettuati abitualmente, purché si tratti di spostamenti per comprovate esigenze lavorative. L'invito, l'indicazione che è venuta è comunque quella di scongiurare spostamenti in ambito nazionale. Per quanto possibile si dovrebbe lavorare vicino a casa e se non è possibile comunque ci devono essere comprovate esigenze lavorative, il che sta a dire che si deve andare a lavorare per esigenze indifferibili e soltanto per attività tabellate. Queste sono le indicazioni che sono state date ieri dal Ministro dell'Interno con questa importante circolare. Quindi le notizie all'ultima ora sono essenzialmente tre. La prima, le regioni stanno intervenendo, un po' in ordine sparso, un po' alla volta, ma stanno intervenendo per disciplinare la cassa in deroga. Nella puntata di domani faremo il punto e poi nel webinar del pomeriggio faremo una scheda di sintesi per ogni regione per andare a vedere quali sono le regole che valgono per tutte le regioni che sono intervenuti. Il secondo punto che abbiamo chiarito è il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe rivedere i codici Ateco. Vediamo se ci saranno novità in senso restrittivo o in senso di chiarimento. Infine, importante la circolare del Ministero dell'Interno che chiarisce diversi punti, tra cui gli spostamenti e i contenuti e la comunicazione da fare al prefetto. La seconda parte della puntata di oggi è come sempre dedicata e dà spazio alle domande e risposte. Stiamo continuando a ricevere al nostro indirizzo emergenza@spolverato.com tantissime domande. Nella puntata di oggi e nella puntata di tutti i giorni cerchiamo di dare risposte ad alcune di queste domande, le più importanti. Molte delle domande che sono arrivate ieri hanno a che fare con le attività tabellate e le attività consentite, anche perché qualche incertezza c'è e allora vediamo le principali domande e diamo a ciascuna le risposte più opportune. Professionisti. Uno dei problemi che riguarda il mondo delle attività professionali è che le regioni, alcune regioni, stanno dando o hanno dato attraverso ordinanze delle regioni delle indicazioni, delle restrizioni molto più stringenti rispetto a quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio. La domanda quindi che tutti si stanno facendo è se prevalgono le previsioni contenute nel DPCM di domenica o quelle più restrittive, ad esempio adottate dalle regioni Lombardia e Piemonte, che ammettono lo svolgimento di attività professionali soltanto per lo svolgimento di atti indifferibili. La nostra opinione è che si debba attenere alle indicazioni e alle direttive delle diverse regioni perché quelle sono valide ed efficaci fino a che qualcuno non le rettifica o non le impugna, ma intanto quelle sono le indicazioni che vengono date. Quindi l'invito è di attenersi alle ordinanze delle regioni. Per quel che riguarda le professioni, un altro dei punti aperti è quello che riguarda le professioni sanitarie. Perché c'è questo problema? Perché da una parte si dice le attività professionali non sono sospese, poi se andiamo a guardare i codici Ateco non vi ritroviamo tutte le attività professionali. Ad esempio c'è il problema delle professioni sanitarie. Le professioni sanitarie che non sono incluse nell'allegato, come ad esempio quelle di assistenza odontoiatrica e di ortodonzia, possono allora farsi rientrare nella voce assistenza sanitaria che invece è indicata come
codice Ateco. Questo è uno dei punti aperti rispetto ai quali si chiede e ci si attende un chiarimento. Uno dei settori maggiormente colpiti dalla chiusura disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di domenica è il settore della meccanica. Nel settore della meccanica, le imprese della componentistica meccanica, codice Ateco 25, non sono tra quelle che possono continuare a lavorare, a meno che non svolgano attività per conto di altre aziende e rientrino quindi nella filiera produttiva di attività che rientrano tra i codici autorizzati. Qui la domanda è: ci sono quindi eccezioni? Sì, ma cosa dobbiamo fare? Se la nostra azienda è un'azienda meccanica, codice Ateco 25, dobbiamo prima di tutto domandarci se stiamo lavorando per altre aziende che rientrano invece tra quelle aziende autorizzate a lavorare, perché sono attività di interesse pubblico, sono attività di pubblica utilità o svolgono servizi pubblici essenziali. A quel punto, se la risposta è sì, dobbiamo inviare al prefetto della provincia dove è ubicata l'unità produttiva una comunicazione in cui in modo puntuale andiamo a descrivere che tipo di attività facciamo e per chi la stiamo facendo. Chiediamo quindi al prefetto di adottare o meno un provvedimento di autorizzazione o di sospensione, ma fin tanto che il prefetto non interviene, noi potremo continuare a lavorare. Se viceversa la nostra azienda non rientra tra quelle aziende che svolgono attività di un qualche interesse o di qualche rilevanza pubblica autorità, rilevanza di interesse generale, abbiamo l'obbligo entro la giornata di domani di procedere alla chiusura e alla sospensione dell'attività, eventualmente smaltendo anche le giacenze di magazzino. Altri chiarimenti poi e domande sono state fatte nella giornata di ieri su alcuni temi che riguardano gli ammortizzatori sociali, che sono in verità il grande tema di questi giorni: cassa e cambio d'appalto. Da più parti si è evidenziato che la cassa è attivabile soltanto per lavoratori che sono in forza alla data del 23 febbraio. Quindi il tema è quello di quali tipo di copertura per i lavoratori che sono stati assunti dopo. Uno dei problemi maggiori riguarda i cambi di appalto e la domanda che ci siamo fatti è se vi è una copertura per i dipendenti in caso di cambio di appalto successivo al 23 febbraio 2020. Pensiamo al mondo degli appalti, subentri, magazzini, logistica, in cui il nuovo fornitore è diventato fornitore magari a far data dal 1° di marzo e quindi i lavoratori sono passati in data 1° di marzo, non sono quindi in forza alla data del 23 febbraio presso quel datore di lavoro e quindi la domanda è se vi è una qualche copertura. La risposta è che per cassa ordinaria e fisso ordinario questa copertura al momento non è prevista. Le casse in deroga, le discipline delle casse in deroga che abbiamo visto finora sembrano ricomprenderle, certamente quella della Regione Veneto e della Lombardia che abbiamo guardato con maggiore attenzione. Quindi dovremo guardare se vi è una copertura per questi negli accordi quadro delle singole regioni che stanno intervenendo. In alternativa c'è soltanto il fondo di ultima istanza, che sappiamo essere un fondo residuale previsto con un ammontare di circa 300 milioni di sovvenzionamento come reddito di ultima istanza per tutti quelli che non hanno altre coperture. Altra domanda che è stata fatta ieri e ripetuta anche questa mattina è quella che riguarda le modalità di comunicazione ai dipendenti della collocazione in sospensione. La domanda era questa: come faccio a comunicare ai dipendenti che sono in cassa, impiegati, operai, mail, WhatsApp, SMS? Allora la risposta è questa: per quanto possibile dovremo fare una comunicazione che dovrebbe essere individuale se la sospensione riguarda soltanto alcuni e se per alcuni è una sospensione o riduzione, per altri invece si continua a lavorare. Quindi se invece il provvedimento di sospensione riguarda l'intera azienda, un intero reparto, si potrebbero fare anche comunicazioni generali. L'indicazione che abbiamo dato è comunque di fare comunicazioni individuali, ripeto, tutte le volte che non sia interessata l'intera azienda o l'intero reparto a cui il lavoratore è addetto. Sulle modalità, le modalità possono essere diverse: lettera, email, anche WhatsApp o SMS, perché sono stati identificati anche dalla giurisprudenza più recente come strumenti di comunicazione valida. L'unica cosa importante è di chiedere l'attestazione della ricevuta da parte di chi la riceve.
Ancora sulla cassa integrazione, molte domande riguardano i contenuti possibili dell'accordo sindacale e in particolare qualcuno ci sta chiedendo che cosa succede nell'ipotesi in cui il sindacato ci chieda di integrare l'indennità a carico dell'INPS con una sovvenzione da parte del datore di lavoro. Che cosa allora può prevedere l'accordo e in caso di richiesta da parte del sindacato di integrazione dell'indennità da parte del datore di lavoro, c'è un obbligo di accordo? Ora, gli accordi sindacali possono avere diversi contenuti, normalmente ne identifichiamo tre. Il primo, l'accordo potrebbe riguardare il preventivo o meno smaltimento delle ferie. Non è un obbligo, ma sappiamo che può essere una richiesta da parte sindacale. Non è un obbligo, ricordo, per cassa ordinaria e per fisso ordinario, è un obbligo invece per la cassa in deroga laddove sia previsto dalle regioni e ad esempio alcune regioni lo stanno prevedendo, cioè stanno prevedendo che prima si debbano smaltire le ferie di competenza del 2019 e poi si possa andare in sospensione. In caso di richiesta sindacale di integrare l'indennità a carico dell'INPS con una sovvenzione, con una dazione di denaro da parte del datore di lavoro, questo non è un obbligo per le aziende, si dovrà valutare se addivenire o meno un accordo su questo punto, ma non è un obbligo e ricordiamoci che nel caso in cui non si trovi l'accordo si potrà comunque procedere con la domanda. Questo è un punto chiaro su cui comunque torneremo anche nelle prossime puntate. Alla fine, terzo tema di un possibile accordo è quello che riguarda la eventuale rotazione dei lavoratori da collocare in cassa laddove la sospensione non sia totale. Altre domande hanno riguardato il pagamento diretto. Molti si stanno chiedendo come funziona, chi paga, quando viene pagato. Pagamento diretto significa che le indennità sono pagate direttamente dall'INPS. Questo significa però che sia stata fatta la domanda, significa che l'INPS abbia autorizzato e dopo l'autorizzazione l'INPS procederà al pagare i lavoratori. Quindi potrebbe esserci che ci vuole del tempo tra il momento in cui i lavoratori sono collocati in cassa a 0 ore o in riduzione e il momento in cui percepiranno da parte dell'INPS il pagamento. Ricordiamoci che il pagamento diretto può essere richiesto anche in caso di cassa ordinaria o di fisso ordinario, mentre è la regola per la cassa in deroga, e l'INPS nel messaggio che ha circolarizzato nella giornata di sabato e di venerdì ha chiarito che non bisognerà dimostrare da parte del datore di lavoro la sussistenza di difficoltà di carattere finanziario per chiedere il pagamento diretto. È chiaro che ci vorrà del tempo e in questo caso bisognerà capire come gestire i lavoratori perché non percepiranno per questo tempo la paga prevista, o meglio l'indennità prevista a carico dell'INPS. Altra domanda che ci stanno facendo in tanti è quella che riguarda colf e badanti. Possono continuare a lavorare? Qualcuno ieri aveva messo in giro la voce che non potessero più lavorare, ma in verità colf e badanti possono continuare a lavorare e nel caso in cui la famiglia non ne abbia più bisogno, lì magari c'è il problema. Perché? Per questi non ci sono particolari strumenti di tutela e quindi o li mettiamo in ferie o in permesso non retribuito o gli anticipiamo un po' di TFR, laddove ovviamente siano assunti in modo regolare. L'ultima domanda riguarda invece le proroghe per Covid. La domanda è possibile prorogare un contratto a termine per causale Covid? La risposta è dipende se vi è un incremento di attività o no. Se vi è un incremento di attività e qualche azienda sta incrementando la sua attività perché rientra magari tra i settori che possono continuare a lavorare, se c'è un incremento di lavoro si può senz'altro ritenere che la proroga è legittima anche perché rientra in una delle causali previste dalla legge. Viceversa, se non vi è un incremento, la proroga è ammessa senza causale nei limiti di 12 mesi, altrimenti non c'è una causale tra quelle della legge che consenta di prorogare un lavoratore. La ragione per cui prorogare possono essere tante, possono essere quelle di consentire comunque al lavoratore di accedere agli strumenti di ammortizzazione sociale perché in mancanza, alla scadenza ci sarebbe il rapporto e quindi il lavoratore andrebbe in NASPI e non già in cassa. Terza parte, una storia positiva, una storia che ci regala un sorriso, la sezione Cura Italia, prendiamoci cura, dicevamo, delle persone, prendiamoci cura del nostro paese. Una delle notizie che a tutti è fatto piacere leggere nella giornata di ieri è quella del pastificio Rana. Il
Pastificio Rana in questo momento stanno lavorando molto perché il mondo dell'industria alimentare sta crescendo e sta crescendo molto per dare supporto a tutti quanti noi che ci troviamo a casa e in questo periodo di grande emergenza, e l'azienda, riconoscente nei confronti dei propri dipendenti, ha previsto un aumento del 25% dello stipendio sia per il mese di marzo che per il mese di aprile per tutti i dipendenti degli stabilimenti produttivi, sono circa 700 in Italia, e un ticket di 400 euro come bonus per babysitter, perché venendo a lavorare si dovrà anche prendersi cura dei propri figli e quindi sostegno alle madri e ai genitori, madri, padri, genitori che stanno lavorando e che hanno i figli a casa da accudire. È una bella storia, tutti i giorni cercheremo di raccontare qualcosa di positivo. Il nostro hashtag Salviamo il lavoro lo ricordiamo sempre, l'impegno di prenderci cura di questo paese e delle persone che in questo momento si trovano in difficoltà. Chiudiamo con l'anticipazione di quelli che sono gli appuntamenti delle prossime giornate. Come sempre ricordo che vi sono 2 indirizzi di posta a cui inviare le vostre domande: emergenza@sprovato.com e poi c'è il nostro portale espertolavoro.com. Nella giornata di domani pomeriggio, avremo poi un webinar dedicato a tutto quello che riguarda cassa in deroga, casse per il mondo dei professionisti e poi le casse per il settore dell'artigianato. Nella giornata invece di giovedì il webinar è dedicato a tutte le altre misure per il sostegno del lavoro, dai congedi alle indennità e alle tante altre misure previste dal decreto legge 18/2020 per sostenere i lavoratori e le imprese in questo difficile momento. Se volete scaricare i materiali della diretta di oggi, andate sul sito www.shritalia.com e chiudo la puntata di oggi prendendomi un minuto per raccontarvi che cos'è Laborability. Laborability è un magazine gratuito che abbiamo messo a disposizione di tutti, aperto, www.laborability.com. È un magazine in cui raccontiamo tutti i giorni storie del lavoro. Nella puntata di oggi abbiamo raccontato la storia del pastificio Rana, ma se voi andate nella sezione storie e racconti di Laborability trovate tante altre storie interessanti. Tra queste ve ne segnalo alcune. Abbiamo intervistato il direttore del personale di Ericsson che ci racconta che cosa sta facendo come azienda per affrontare questa emergenza. Abbiamo raccontato la storia di altre aziende che sono fermate o stanno adottando misure per sostenere i lavoratori e le attività in questo momento difficili. Sono tutti articoli leggeri, facili da leggere, sono pillole esplicative, e vi segnalo infine anche un'altra iniziativa che abbiamo lanciato sul nostro sito laborability.com. Una volta al mese pubblicheremo, e abbiamo già iniziato a pubblicare, il primo ebook gratuito, totalmente gratuito. Il primo ebook è dedicato ai temi della maternità. Sono libri semplici, facili, di immediata lettura, aperti a tutti, gratuiti. È un momento e anche quello un luogo dove andare a vedere, leggere qualcosa di interessante sui temi del lavoro. Sono tantissime notizie, tantissime storie che raccontiamo. Mi piacerebbe che ciascuno di voi ci andasse, ci mettesse il naso e ci restituisse un commento positivo, speriamo. Abbiamo finito anche la puntata di oggi, una puntata ricca di contenuti, le notizie dell'ultima ora, le domande e le risposte, la rubrica nuova di Cura Italia e poi lo spazio di Laborability. Ci vediamo domani sempre in diretta dalle 12 alle 12:30 con notizie, aggiornamenti e informazioni utili sui temi del lavoro.